Prende il via una nuova stagione per Cus Palermo e per la neonata Mistral Palermo. Da una parte la squadra neopromossa in Serie B, dall'altra la squadra nata dalla fusione tra Mistral Carini e Città di Palermo. Anche su questo campo il tributo, l'omaggio a Totò Schillaci. Poi si comincia con la formazione Under 23 affidata a Marco Casamento, che muove il primo pallone con questo primo tentativo da parte di Comandatore, bloccato da Diliberto. Poi prova a salire in cattedra il Mistral guidato da Massimo Rappa, con Accetta che calcia col sinistro, impegna l'estremo difensore avversario. Qui un Diliberto sempre molto attivo nel possesso palla con i piedi, rischia ma esce bene dalla sua zona di competenza la squadra in tenuta verde, con questa conclusione con il destro che si spegne sopra la traversa. Risponde dall'altra parte il Cus Palermo, partita dall'ottimo ritmo. Qui Grammatica che prova a puntare, mette sul secondo palo, poi arriva la conclusione che si spegne alta da parte di Quinario. Ancora di Liberto che si spinge in avanti, altra azione molto pericolosa con il Mistral che cerca di concludere, colpisce una clamorosa traversa, palla che torna in gioco. Poi l'ottimo recupero del pallone e l'azione in 3 contro 1 e il vantaggio del Mistral firmato da Calisti, dal numero 7, che batte l'estremo difensore Cussino, porta in vantaggio la sua squadra 1-0 nel corso di un primo tempo ben giocato soprattutto dalla squadra ospite. Qui ancora Di Liberto che arma l'azione offensiva della sua squadra e per poco non arriva ancora Calisti al tap-in dopo la giocata di Capitan Lucchese. Qui ancora Di Liberto, questa volta alla conclusione, e la palla messa sopra la traversa. Un tentativo da parte del portiere del Mistral che poi dall'altra parte deve difendersi. Qui il tentativo da parte di Grammatica che va in 1 contro 1, se la sposta sul sinistro, miracolo di Diliberto. Poi ancora l'azione del Cus che si sviluppa, ma c'è la palla persa e allora prova ad involarsi e va a calciare con la palla che si perde fuori Randazzo ad un passo dal 2-0. Passiamo con le immagini al secondo tempo, con un Cus che gioca decisamente meglio. Qui sfiora il gol subito con Grammatica, palla che sibila alla sinistra di Diliberto. Ancora la squadra giallo-rossa con le nuove divise presentate all'inizio della settimana. Altra conclusione di Grammatica, altra parata di Diliberto, poi si salva la difesa del Mistral. Ancora attacco vivo per la squadra di Casamento con l'inserimento ancora di Grammatica. Ancora la palla che va ad un passo dalla porta, poi Accetta, prova a portarsi la squadra sulle spalle, va a calciare col sinistro, c'è la parata e la palla poi messa fuori. Partita vibrante, molto divertente. Grammatica sul secondo palo, la palla che rimane lì, allora prova ad inserirsi Quinario ma la palla viene messa fuori, allora Accetta in 1 contro 1, il dribbling, il sinistro e la respinta ancora. Poi ancora da questa conclusione di Accetta bloccata, c'è il tentativo direttamente dalla porta del Cus Palermo e la palla che sbatte sulla traversa, occasionissima per il pareggio. Attacca a pieno organico la squadra di Marco Casamento, sempre con Grammatica che inizia l'azione da ultimo uomo, poi la palla servita indietro, ancora di Liberto a opporsi al numero 23, all'ex giocatore degli 89ers, che qui va al centro e Quinario si fa respingere da Di Liberto. È un assedio da parte della squadra di casa che in qualche modo cerca di trovare la via del pareggio, ma dall'altra parte ci accetta, questa volta con il destro, ancora però con la parata dell'estremo difensore di casa. Poi la giocata sulla sinistra e il salvataggio di Di Liberto che prova addirittura ad uscire, palla al piede dalla sua area, il servizio è per il tentativo sprecato da parte di Leonardo e la legge spietata del calcio. Gol sbagliato, gol subito, perché sul ribaltamento di fronte c'è il tentativo e c'è il pareggio da parte del Cus Palermo, proprio con la rete di Grammatica che riesce finalmente a bucare Di Liberto. Ma occhio a questo calcio di punizione, uno schema per il Cus Palermo, la palla che arriva sotto per Comandatore che realizza il 2-1, rimonta completata per il Cus Palermo con il suo capitano, con Comandatore, uno dei leader anche della prima squadra che scenderà in campo in Serie B tra un paio di settimane. Prova allora a riorganizzare la reazione il Mistral con questo tentativo smanacciato sul palo, tiro di Lucchese, poi dall'altra parte c'è Biscari scatenato che cerca di dribblarli tutti, poi Di Liberto gli toglie il pallone in maniera regolare, ma attenzione ancora al tentativo di Grammatica con la palla che sibila alla destra di Di Liberto. Poi ancora Cus sempre con il suo pivot che cerca di liberare i compagni, poi altra conclusione che si perde sul fondo, cerca di amministrare, cerca di continuare ad attaccare ancora la squadra di Casamento. Questa volta Di Liberto è bravo
su Grammatica, poi Quinare non riesce a calciare, ma attenzione a quello che succede adesso, il tentativo di Lucchese, poi il tocco sotto porta, Carmelo accetta, era il più atteso in casa Mistral, firma un gol pesantissimo a 9 secondi dalla fine dei regolamentari, manda tutti ai tiri di rigore che vedono solo gol nelle prime 8, anzi 9 conclusioni. Abbiamo visto quella di Comandatore, quella di Accetta, adesso stiamo per vedere quella di Quinario, protagonista anche di un bel siparietto prima di calciare con Diliberto, va a segno Lucchese, poi continuano le conclusioni da una parte e dall'altra, c'è Grammatica che segna ed esulta verso la tribuna, poi Calisti, autore del gol dello 0-1, che trasforma, si va avanti tiro dopo tiro fino a quando non si arriva al tentativo di Diliberto che scheggia la traversa e manda la palla fuori. L'ultimo tentativo per il Cus Palermo è quello buono, è quello della vittoria, con la trasformazione vincente da parte del numero 28 Randazzo, che regala il passaggio del turno al Cus. E allora da Sportisiri è tutto, alla prossima!